sono soddisfatto, nessun consumo di suolo. In 2 anni facciamo tutto, miglioriamo lo stadio Lugano, è esistente, non, come ho detto un'altra volta, non consumiamo suolo pubblico, per cui penso sia veramente, e in 2 anni facciamo tutto e abbiamo già i soldi, meglio di così non si può. Ecco quindi il nuovo stadio Euganeo, presentato in comune dal sindaco e assessore Bonavina. Accantonato il progetto presentato al comune dalla vecchia dirigenza, si riparte da una pianificazione con un budget decisamente più ridotto, ma completamente finanziato. Sarà un impianto sportivo che sarà unico in Italia, da che prima era il campo da calcio peggiore d'Italia, adesso siamo unici in Italia perché avremo un impianto veramente polifunzionale dove all'interno dello stesso impianto ci saranno 3 palazzetti dello sport, la possibilità di aspettare partite da calcio e partite di rugby e soprattutto la possibilità di avere ancora dei concerti di livello internazionale. Si partirà con il rifacimento della curva sud, togliendo la pista d'atletica e avvicinando di 20 metri gli spalti al campo. I fondi, assicurano da Palazzo Moroni, per questo primo stralcio ci sono già. 2 milioni di euro arriveranno dal CONI, 3 da un mutuo contratto con il fondo sportivo e 800.000 euro dalla fondazione Cassa di Risparmio. Secondo stralcio dobbiamo ancora trovare, ma c'è molto per parlo della curva nord. La curva nord, l'idea è di fare una palestra per arrampicata che oggi va moltissimo. Ci sono molte richieste, se riusciamo a ottemperare sotto l'aspetto economico e fare anche questo, vuol dire rifare completamente Lugano. Entro 2 anni lo stadio Euganeo si rifarà al look, insomma, diventando uno spazio multifunzionale, mantenendo però anche la capienza per gli eventi musicali di portata internazionale. Nell'area potrebbero sorgere anche il centro sportivo del Calcio Padova e un'arena per eventi musicali. Anche il nome potrebbe cambiare, ma per ora nessuno si sbilancia. Abbiamo ottimizzato una serie di situazioni, sicuramente faremo felici i tifosi del Calcio Padova perché chiudendo lo stadio sia a nord che a sud riusciremo a fare finalmente quell'effetto un po' catino che manca allo stadio Euganeo. Sono anche convinto che pur non andando a intervenire sulle tribune, il fatto di aver chiuso lateralmente e aver chiuso gli spazi secondo me aiuterà molto anche da un punto di vista visivo.